E wagyu, ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi siamo qui nel nuovissimo food truck di Patrizio Chianese per creare l'hot dog perfetto per il re degli hot dog. Guardi, ma vogliamo fare questo hot dog? Patri? Ragazzi siamo saliti a bordo del food truck, vi faccio un piccolissimo food truck tour. Qui abbiamo la piastra, qui abbiamo la vetrina per le bibite. Bibite, un po' di tutto. Poi abbiamo dove si mettono le patatine fritte. Con le friggitrici. La friggitrice, ok. Qui abbiamo alcuni panini. Panino più buono d'Italia secondo me. Ho girato tutta la Campania per fare questo panino e l'ho fatto. Qui abbiamo Justel, non lo so, poi indicaci perché... Allora, qua abbiamo le salse giustamente tutte chiuse. Questa è la vetrina, giustamente non è per le bibite perché qua abbiamo il frigo per le bibite. Però siccome che non siamo in tour, le tengo appoggiate qua perché altrimenti cadono. Poi giustamente qua c'è il frigo per i Justel, il congelatore per le patatine. Qua abbiamo il lavandino per lavare giustamente tutte le cose. Qua abbiamo tutti i panini. Allora Patri, oggi abbiamo un obiettivo molto particolare, importante. In realtà ce l'ho io l'obiettivo. Io posso dire una cosa, allora devo capire tu che devi fare qua. Ti fidi di me? Vediamo. Ho l'obiettivo di creare l'hot dog perfetto per il re degli hot dog. Andiamo un attimo al supermercato. Allora, primo ingrediente non deve mancare secondo me. Tra l'altro sempre anche l'ingrediente preferito di Patrizio Chianese, ragazzi. Il cheddar. Però prendiamo questo. Sottilette, le originali. No, aspetta, non è cheddar, questi sono sottilette. Ogni giorno è burger day. Vabbè, cheddar è la piglia. Quindi questo è il primo ingrediente, quello preferito da Patrizio il Chiantese. Fondamentale yogurt per la nostra merenda. Poi qua dentro ho trovato lo yogurt greco, perché? Devo fare merenda? Ma ne tutto a me, sembra c'è l'hot dog a merenda. Oltre il cheddar prenderei pecorino buccia nera. Questo è buccia nera. Costa 7 euro. Qua 7 euro e buccia nera. Ma ci sta uno po' più piccirino. Sta 12 euro, chissà, ma montano. Ma è possibile, questo è più grande, sta 11 euro. Quello è più piccolo, sta 7 euro. Invece non mi fa su. 7,14 euro, questo è 7,09 euro. Sto qua. Un bel pezzo di pecorino buccia nera che secondo me non guasta. E tra l'altro mi è venuta un'altra idea. Però è un'idea un po' più articolata questa qua. Il guanciale. Guanciale 100% carne italiana. Gli affettati selezionati da Gastronauta. Prendiamo questo guanciale qui. Se no mi manca qualche altro ingrediente. Le mandorle. No, invece già fa spuntine. Ma che me ne foto lo spuntino tu? Se no noi possiamo prendere le olive. Secondo me l'oliva bianca si sposa con i gusti di molte più persone rispetto all'oliva nera. Fatemi sapere se vi piace di più l'oliva bianca o l'oliva nera, ma secondo me di più l'oliva bianca. Perfetto ragazzi, abbiamo il quarto ingrediente, sono le olive verdi. Secondo me bellissima mossa questa qua. Allora io prenderei qualche altro ingrediente, però vi lascerei con l'hype. Siamo tornati qui e ce l'abbiamo qui nella busta. Quindi devo creare... Io non so niente. No, tu non sai niente effettivamente, non sai quali sono gli ingredienti. Ma io veramente non è organizzato, non so davvero niente. Bisogna creare questo dog, te lo faccio assaggiare, se ti piace... Ciao bro. Se ti piace l'hot dog lo mettiamo addirittura a menù. Va bene, ci sto. Però È difficile. devi avere almeno 9. Ragazzi lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e seguite il tour in giro per l'Italia di mio fratello Patrizio Chianese. E su YouTube faremo tutto il tour. E io ovviamente verrò in una tappa, almeno in una. Giù, ma come fai? Facciamo vlog, cosa, una 24 Ma la sanno la frase che ci unisce? Digliela tu. Com'è? Esaltati e sarai umiliato. Umiliati e sarai esaltato. Allora, Giù, prima cosa i guanti, lo sai, no? Assolutamente, la pulizia prima di tutto. Pulizia. Patrizio preparerà, nel senso che le cose principali le farà lui, perché se deve venire bene l'hot dog io gli dico gli ingredienti, però la preparazione è sempre la sua. Eh sì, prima cosa. O Justel. Ah, come si cuoce, come si abbia a cuocere lo Justel. Lo tagliamo, lo giriamo sulla piastra. Ok, facciamo farlo ben cotto. Il panino? Eccolo qua. Però lo mettiamo dopo perché altrimenti il calore diverso si brucia. Perfetto, vabbè, queste sono spiegazioni tecniche per i meno educati. Per i meno preparati. Cioè questo panino, io un anno di ricerca perché non riuscivo a trovare, perché questo è un panino al latte. Vedi? Perfetto per me. C'è un altro tipo di carne per caso? Sì, Secondo te va messo com'è o si deve cuocere? si deve cuocere. Dammelo. La prendiamo? Vai, non voglio vedere. Prendiamo il primo ingrediente che voi già sapete. Un po' scassava. Eccolo qua, Patri. Ma è bacon. È guanciale. Ah. Hai mai fatto un hot dog col guanciale? No. Perfetto, vedi, già questo è un primo punto di partenza, importante secondo me, perché creiamo una differenza Sì. rispetto al solito. Guardate le fettine di guanciale con quanta cura vengono posizionate sulla piastra da Patrizio. Allora maestro, mi permette una cosa? Dammi pure una scodella, oh.
Bene. Ok, viene fatto girare e rosolare il guanciale. Stiamo facendo un hot dog romano, diciamo. Allora, maestro, devo prendere per forza di cose il secondo ingrediente. Poi capirai. Un altro tipo di carne? No, però è importante. Questo è un ingrediente che voi da casa non avete ancora visto e che vi faccio vedere per la prima volta, prima a voi e poi al maestro. Maestro, Vino rosso. bisogna sfumare col vino rosso. Ma il guanciale? Se no vedi tutto, no? Ah, ma l'apri bottiglie no te? E dai, ci detto, più cava tappa. Uova tappa e chi là carapa birra. Beh, pure questo, no? No dai. No, non possiamo sfumare. Dispiace, cioè, no dai. Andiamo a pigliare. Ieri si tocca la signora che la signora prima che ti ha salutato. Scusa, signora, vi posso chiedere un piacere? Avete un bel apri bottiglia per il vino? Grazie. Già, ma sempre cose. Oggi fa sempre Però cose. ci apri, troviamo sempre la soluzione. Sempre a Napoli. Napoli, a Napoli. Come idea ti piace? È diversa dal solito. Vediamo. Ci vedi da solo- provare. No. Come Per dare un sapore diverso. Noi offriamo tutta la macchina, Patrizia. Signora, grazie, siete stata gentilissima. Ah, ovviamente ragazzi, non è una sponsor, però abbiamo preso il Chianti. Primi su cavatappa la signora è buona. Come sai, nei bracci lo cavatappa. E andiamo. Guarda che odore di vino, ragazzi. Sta evaporando tutto. Allora, possiamo dire che l'odore è invitante. È molto invitante l'odore, ragazzi. Si respira una bell'aria qui. Ora, prossimo Ci siamo passaggio. E non so quali sono gli ingredienti. Andiamo un attimo. Vabbè, uno si dovrebbe. No, è uno adesso. C'è qualche tipo di formaggio? Sì. E per forza ora. Esatto, quello stavo prendendo. Questo è l'ingrediente da 3 preferito, Patri. Cheddar. Sottilette al cheddar per i burger tipo quelli del McDonald's, diciamo. So che è il tuo ingrediente preferito questo, giusto? Sì. Prendiamo la sottiletta al cheddar, la dividiamo, così come fece Gesù con i discepoli. Questo è il cheddar lo divido e ve lo do. Vai, deve sciogliere per bene. Ci siamo quasi, dai. Ma io non vedo l'ora, Cioè, sono molto in hype su questa cosa, perché è la prima volta che effettivamente creo da zero un hot Ecco dog qua. per Patrizio. Ben Ecco qua. sciolto. Bello sciolto il cheddar. Aspetta, mettiamo lo Justel. Abbiamo altri 2 ingredienti ancora. Sì. Oltre questi qua. Però in teoria, se non vado errato, bisogna prima inserire le fettine di guanciale. Esattamente. E abbiamo un ingrediente molto caro ad una persona del Napoli Creators. Il pecorino buccia nera di Chef Franco. Ah, bene. Grattugiato sopra. Attenzione, questo è un bel formaggio. Non abbiamo la grattugia, abbiamo un altro metodo. Eccolo qui, il metodo di Patrizio Chianese. Direttamente col coltello, perfetto. E manca l'ultimo ingrediente, le olive verdi tagliate e inserite all'interno. Ho visto una faccia molto meravigliata da parte di nuovo, Patrizio. sì. Tutto nuovo. Non c'è nessun ingrediente utilizzato precedentemente negli hot dog di Patrizio. Tutto venuto da qua, signori. Ovviamente l'abbiamo prese col nocciolo dentro, con l'uosso. Quindi dobbiamo prima toglierlo, come sta facendo adesso Patrizio, la taglia e le inserisce all'interno. Signori, posso dire di aver creato... Salse? No, senza salse, così. Secondo me un po' di maionese ci vuole. Per il momento la assaggiamo così, questo è quello originale. Vabbè. Quindi ragazzi, vi mostro in anteprima esclusiva l'hot dog perfetto che ho creato io per Patrizio Chianese. Justel, pecorino buccia nera, olive, guanciale e cheddar, però tutto sfumato col vino rosso di Chianti. L'attesa è terminata, è finita. Patri, ci sei? Diamo questo primo morso all'hot dog perfetto. Buon appetito. Secondo me è buonissimo. Allora, Il vino rosso secondo me ha dato un po' di gusto. esatto, il vino rosso si sente, l'oliva ci sta secondo me. Come dicevi tu prima, off cam, ci aggiungerei un'altra salsa che potrebbe essere quella che hai detto tu, ossia La maionese. o la maionese o quella a pistacchio. Ah, la salsa a pistacchio. La salsa a pistacchio, che pure ci potrebbe stare. Crema però... di pistacchio. Esatto, io però, avendolo partorito così, ti dico la verità, io lo Secondo me è lascerei così. buonissimo. È buono proprio, voglio. Voglio tanta roba, ma poi il pecorino buccia nera, quanto spinge, signori? Oh, spinge tanto, pecorino buccia nera, tantissima roba. È proprio buono. Bella ragazzi, guardate qui la sezione del nostro dog. Comunque mi credi, col guanciale molto più buono che col bacon. Occhio signori, Sai quindi... perché? Perché è leggermente più salato e ti dà quel tocco in più di gusto. Vero, che voto dai al mio hot dog? Onesto però, no perché siamo amici. 8. Allora, sono onorato, però io Ma ricordo ti che... do 8 perché credimi è un buon voto. Oh,
8 è un buon voto. Però ricordo che all'inizio hai detto che se non prendevo almeno 9 non poteva essere messo nel menù. No. Però io lancio una sfida ai ragazzi, se vengono qua e lo vogliono provare, lo facciamo. possono provare. Sì. Lo possono provare, quindi se venite qua dite voglio l'hot dog come quello di Super Allan, per quello vi capisce. Però perché non va nel menù? Onesto. Che ho avuto 8. Perché non ha avuto 9? Ci metteresti qualche salsa tu? Perché secondo me l'oliva non va. suona perfetto, capi? Cioè, se devo essere onesto. Certo, Perché secondo me ci voleva una granella, come il pistacchio, se avessi messo il pistacchio. Però l'hai fatto benissimo, cioè. Per essere il primo, Sì. oh, sono veramente soddisfatto. L'hai fatto molto più buono di parecchi di loro che hanno fatto l'hot dog qua. Godo, mi ha fatto molto Sei piacere. almeno sul podio. Almeno che si, dai. Ragazzi, se volete provarlo, venite qui, dite voglio l'hot dog di Super Allan. Guardi, comunque questo hot dog fa paura. Grazie mille a Patrizio, seguitelo in tutto il suo tour in giro per l'Italia. Vedrete tanti video, anche con me faremo qualche 24 ore. E se lasciate almeno 5.000 like, Giovanni farà un video dove verrà una tappa con me nel tour di Fidi di me. Occhio signori! Ci vediamo in un prossimo video. E you, ciao!